Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una cosa che mi è successo nei tempi scorsi quando parlavo con una ragazza e mi diceva mio padre è l'opzione Z. Lo ripeto, parlavo con una ragazza di 15 anni e mi diceva mio padre è l'opzione Z. Ma prima di fare questo, il vostro Manetto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di The Garden, nel canale YouTube del vostro Manetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in Facebook, in Radionica Radiestesia e Tarologia e Ermetismo abbiamo più di 1450 amicizie. È un gruppo che stiamo rilanciando. Poi abbiamo anche il gruppo dei casti sacerdotali. Più vi ricordo, i link sono sotto qui in descrizione, ma vi ricordo anche che abbiamo la possibilità del sito capitano.altervista.org che ho fondato personalmente nel 2015 e di cui hanno scaricato più di 150.000 ebook, ci sono 20 ebook di radionica e radiostesia con tante istruzioni. Ne hanno scaricati 150.000 in 6 anni e il vostro Marietto Veneziano ha regalato 2 milioni di circuiti radionici e 40 radiostesici con tanto di istruzioni. In più c'è una sezione shop del Legame Marietto Veneziano in cui se volete potete ad esempio acquistare questo ciondolo a 150 euro più 10 euro di spedizione. In più ci sono altri prodotti tipo Dagide, operazioni di reti propiziatorie, eccetera. Bene, i link sempre sotto qui in descrizione. Bene, iniziamo a parlare di questa ragazza che mi ha colpito questa frase, opzione Z, cioè proprio, cioè quando è finito l'opzione A, B, C, D e F, cioè praticamente dopo l'Apocalisse o la Terza Guerra Mondiale, può contare su suo padre. Ma perché questa battuta che insomma, perché il semplice fatto che si è reso conto a 15 anni che ogni volta che ha bussato alla porta di suo padre, che, visto che è stato mandato via di casa, proprio perché era un'opzione Z, no? Lei non ha mai avuto un riscontro in cui poter credere che se avesse avuto bisogno in qualsiasi momento lui c'era, ovvero c'era solamente a discrezione sua quando voleva lui. Ma perché questo? Ma perché quando questi ragazzi nascono, no, suo padre in questo frangente è il classico soggetto che oltre che essere narcisista è sempre stato abituato a avere una vita soft. Cioè, io sto parlando di padre biologico, non che poi ha fatto il padre nella vita. E quindi praticamente suo figlio, no, si è reso conto che quest'uomo, no, è solo un'opzione Z, c'è Z la formica e poi c'è Z. E perché questo? Ma perché quando era piccolino quest'uomo qui, questo povero cristiano, come si dice, no? Non è stato addestrato ad avere una mentalità da guerriero, no? È sempre stato addestrato ad avere una mentalità da borsellino a ventaglio, no? Quando aveva bisogno andava dal papà che si spaccava la schiena sul lavoro, guadagnava bene e di conseguenza lui è venuto su come poteva venire su un ragazzo viziato. E quando però ha dovuto prendere delle responsabilità, i suoi figli lo catalogano come opzione Z, cioè il nulla fatto carne, no? E sono i suoi figli. Figuriamoci chi lo conosce che non è neanche un suo parente di sangue. Quindi per tutte quelle persone che non vogliono creare dei figli opzione Z, ma vogliono creare dei figli che siano dei guerrieri, che un giorno magari i propri figli avranno bisogno e lui ci sarà, allora bisogna che si incominci a pensare, prima di tutto al lavaggio radionico, insomma, curare la propria strada. E se bisogna tirare qualche buon ceffone salutare, propedeutico ai propri figli, non bisogna mai tirarsi indietro per il loro bene. Perché tirare su con miele e burro e lasciamogli fare quello che si sentono, si sta creando una società da PS4 che è incredibile. Poi arrivano a un punto con cui alcuni committenti ci contattano, dopo la PS4 mi hanno regalato una macchina a 60.000 euro e hanno capito che il muro è più duro della loro testa. Quindi, cari amici, se non volete creare dei figli opzione Z, no, cercate
Quindi tutti guardare le pillole del vostro marito veneziano e poi cercate di creare nel vostro figlio una struttura mentale da guerriero. La prima cosa, un buono sport oppure anche un'attività artistica dove si devono impegnare. Il problema è che ci troviamo in una società con dei bambini sacco di patate, no? Una nuova versione, no? In cui hanno genitori opzione Z e loro sono dei sacchi di patate perché nessuno gli ha spiegato che non esiste solo la PS4, ma esistono anche sport che costruiscono una, come si dice, sport seri, seri nel senso con allenatori validi, no? Che danno al figlio, no? Se proprio un genitore non ci riesce, un imprinting importante. Quindi seguiamo le pillole del vostro marito veneziano o di Ildegala. Se volete un consulto privato, qui sopra c'è il numero di telefono di Telegram, pagamento solo tramite PayPal, 20 euro 45 minuti. E mi raccomando, sperate, pregate con tutte le preghiere che voi possiate sapere che vostro figlio non vi dica mai mio padre è l'opzione Z. Mm? Grazie e alla prossima, ciao.